i tifosi del Palermo hanno lasciato lo stadio, naturalmente scortatissimi come erano stati del resto all'arrivo a Catania, all'arrivo nell'impianto. Infatti non era successo nulla a quello che ci risulta e adesso stanno per lasciare la città. Sicuramente il clima, diciamo, va normalizzandosi, ma avete visto in che condizioni sono le strade e che cosa, che coda, che strascico sta lasciando una partita di calcio. Benissimo, grazie. Scusami, Gianni Riotta. Quello che è straordinario rispetto a chi ci ascolta e ai nostri ospiti è che mai nella storia delle due squadre di calcio siciliane, Palermo e Catania, si sono trovate tutte e due a competere per andare in Coppa dei Campioni. È la loro annata record dal punto di vista dello sport ed è un'annata che invece dal punto di vista dei fatti che stiamo assistendo testimonia che il calcio è fuori da questo disagio sociale. Allora quello che io mi chiedo e quello che mi piacerebbe chiedere per chi ci ascolta ai nostri ospiti, fermando il campionato e quei teppisti che abbiamo visto per strada, quei ragazzi che vengono dalle periferie, dove vanno? E il loro disagio si cancella oppure lo incanaliamo da qualche altra parte? Non so se il ministro Melandri è ancora in ascolto. Sì, sono qui. Ma no, certo, il loro disagio non si cancella, ma qui non c'è solo il disagio, c'è anche l'espressione di comportamenti insomma, intollerabili, certo. Violenti, che vanno condannati con fermezza. È giusto ricordare il ruolo e anche l'importanza delle due squadre siciliane in questo momento, però proprio questo ci fa impressione, perché non c'è nulla di festoso, di gioioso, di sportivo in quello che stiamo vedendo nelle immagini di queste ore. Io penso che la riflessione debba essere molto profonda, molto radicale, c'è una maggiore, come dire, partecipazione e responsabilità che deve essere assunta da tutti, dai club, dalle società, dal mondo del calcio. Io ribadisco, ne sono convinta guardando anche a ciò che è avvenuto negli altri paesi europei, dove anche c'è il disagio, perché avere sconfitto, diciamo così, la testimonianza violenta degli hooligans non ha significato eradicare il disagio sociale nelle periferie delle città inglesi, e tuttavia gli stadi sono tornati a essere quei luoghi dove, affollati da famiglie e bambini festosi che sanno apprezzare il significato e il valore del gioco, dello sport, del gesto leale e del gesto atletico. Ecco, allora, Ministro, la interrompo perché vogliamo tornare a collegarci con Catania per sentire il presidente del Catania, che è stato un testimone, ritengo diretto, di quello che è avvenuto allo stadio Massimino. Che cosa ci può dire? Che cosa ha visto? Che clima c'era? È stato fatto tutto il possibile per evitare che accadessero questi incidenti, questi scontri, questa specie di guerriglia che non sembra una città normale, ma una città in guerra. Buonasera. Io credo che sia stato fatto di tutto da parte delle forze dell'ordine per cercare di fermare questo tipo di situazione che si è venuta a creare. Purtroppo non è la prima volta che succede quest'anno a Catania, è successo anche al derby contro il Messina. Noi come società abbiamo sempre condannato questi episodi, siamo addirittura costituiti parte civile contro i tifosi che sono stati identificati per gli incidenti del precedente derby. Però evidentemente tutto questo non basta, cioè non riusciamo a combatterli, non so cosa dire. Noi prenderemo una decisione forte come società, come gruppo dirigente, perché non ha più senso continuare a fare calcio in queste condizioni. Ecco, Presidente, ecco, la interrompo perché lei ha detto, l'abbiamo sentito, volevo coinvolgere di nuovo il commissario Pancalli. Ecco, lei ha ascoltato quello che ha detto il ministro Melandri, quello che hanno detto i nostri ospiti. Di fatto però noi
ci ritroviamo, lei da pochi mesi nel ruolo di commissario, quindi è entrato da poco in questo mondo, però ha osservato il mondo dello sport, vivendolo. Ecco, noi periodicamente ci ritroviamo tutti qui, parliamo dell'episodio di violenza, purtroppo di una vita che non c'è più, e poi dopo si ricomincia, si va avanti in attesa di ritrovarci tutti qui per parlare del morto successivo. L'affermazione è un po' brutale, ma lei quale reazione suscita? Ma, ripeto, io l'ho detto nei primi minuti successivi alla notizia agghiacciante che mi sentivo ferito e offeso da uomo di sport, da italiano. Condivido totalmente quanto stava dicendo il direttore Riotta e il ministro Melandri. È evidente che qui assistiamo a delle forme di violenza che sono espressione di un disagio sociale ben più ampio, che trova sfogo in questo caso in degli stadi, ma io vorrei ricordare anche tutti gli atti di bullismo che hanno formato oggetto di grande attenzione giornalistica, molto dei quali anche nei confronti di soggetti definiti più deboli come le persone disabili. Insomma, sono tutti elementi che devono far riflettere. Lo sport non è qualcosa di avulso dalla società civile. Purtroppo viviamo nel contesto della società civile, ci sono delle espressioni di disagio sociale che trovano, ahimè, manifestazione come è avvenuto questa sera, ma è avvenuta la scorsa settimana, ed è per questo che condivido il fatto che si debbano affrontare in maniera molto più ampia e radicale. È evidente che non si dovrebbe arrivare a questo punto per prendere delle decisioni e per aprire dei tavoli così, tra virgolette, di emergenza. Ecco, io saluto il ministro Melandri, non so se ha qualcosa da aggiungere su quello che ha detto il commissario della Federcalcio Pancalli prima di salutarci. No, da aggiungere solo un appuntamento nelle prossime ore per ripensare insieme non solo le nuove regole che governano il mondo del calcio, ma anche ripensare insieme le responsabilità e il modello di funzionamento degli stadi italiani. Bene, grazie al ministro Melandri che è intervenuta in diretta qui a TV7. Tornerei da Candido Cannavò. Dopo tutto questo giro d'orizzonte, di fronte a queste immagini della tua città, abbiamo detto ci ritroviamo qui periodicamente, non è un rituale del quale siamo francamente stanchi. Vorremmo effettivamente che succedesse quello che è successo in Inghilterra, in cui le famiglie vanno allo stadio, in Francia è successo la stessa cosa, probabilmente perché ci sono delle misure che puniscono severamente i responsabili, che nello stadio non mettono piede, che vengono sbattuti dentro se serve. Candido, io aggiungerei, scusa, se posso aggiungere a quanto detto Marco, una brevissima domanda per te. Tu hai lavorato molto anche nei carceri, sia nella tua città che a Milano come volontario, quindi conosci bene l'emarginazione. Ma chi sono queste persone che sono andate allo stadio per ammazzare un ufficiale di polizia? Perché poi questo si è trattato, sembra quasi una sorta di premeditazione. Che forze ci sono là fuori? Certo, c'è un substrato urbano a Catania da tanto tempo, questo non lo ignoriamo. Io volevo chiedere, mi chiedo, ho l'impressione che negli incidenti di Catania e soprattutto nel doppio incidente, quello del derby della seconda giornata con il Messina e quello di oggi, c'è una specificità, cioè guerra alla polizia aspettando di una partita particolarmente attesa. E allora vorrei chiedere al presidente del Catania, cui esprimo la massima delle solidarietà, perché io capisco un uomo che è riuscito a portare dopo 23 anni, 33, non mi ricordo nemmeno quanti, la squadra nella Serie A e a portarla con questa dignità, con questa bellezza, perché ha espresso un gioco molto piacevole e un comportamento anche buono, quindi la mia solidarietà c'è tutta. Lei riesce a immaginare qualcosa di contrario a questa bella realtà? Perché conoscendo le cose
siciliane, ogni cosa che si realizza pare che scateni una reazione contraria, perché si trova veramente qualcosa di specifico. Uccidiamo questa bella realtà nuova, perché è preciso nei momenti cruciali in cui la squadra vive le cose più belle, si scatena questa forza di distruzione. È una domanda, lo so, inquietante, ma lei può dirci qualcosa in tal senso? Il presidente del Catania, Pulvirenti, ha ascoltato quello che ha detto Cannavò? Sì, ho ascoltato attentamente. E io non credo a questa ipotesi, onestamente. Almeno non voglio crederci, cioè non posso pensare che c'è gente che apposta cerca di rovinare quanto di buono la città tutta ha fatto, perché non è solo la dirigenza. Questo appare però. Però se sia una causa oppure un pretesto il calcio, è questo che dobbiamo chiederci, cioè, se non venga sfruttato come... Prego. Sì, lo so, però diciamo il risultato conseguito è quello della città intera, cioè non è solo della dirigenza, quindi alla fine stiamo parlando comunque di una minoranza di persone, di una piccola minoranza che però devasta. Io sono stato all'ospedale, ho visto quello che c'era, francamente, guardate, è inimmaginabile, cioè sembravamo in un campo di battaglia, cioè sono cose che veramente col calcio non hanno nulla a che fare. Io non credo che ci possa essere qualcuno che voglia a priori distruggere questo giocattolo. Scusate Marco, volevo confermarvi intanto che quello che avevo detto prima mi è stato confermato dal collega Maenza qualche Ecco, sì, colleghiamoci con Catania per le altre notizie. Sì, no, i tifosi del Palermo hanno lasciato lo stadio da qualche minuto sotto scorta e quindi stanno lasciando la città. Ecco, lo diciamo anche perché sicuramente hanno molti parenti e amici che sono a Palermo e vorrebbero sapere la situazione. Sicuramente tutto va normalizzandosi. Ecco, adesso ridarei la linea a Carlo Paris perché il commissario Pancalli deve salutarci, ma credo volesse aggiungere qualcosa, no Carlo? Sì, esatto. No, sì, un'ultima riflessione proprio per l'esperienza, sia pur piccolissima, che mi sono fatto in questi primi 4 mesi di mia attività come commissario straordinario, che è legata a quel richiamo all'abbassamento dei toni che io faccio dal primo giorno dell'atto del mio insediamento. Io credo che poi ci sia spesso e volentieri una violenza verbale. Io ho sentito in questi 4 mesi spesso utilizzare con un eccesso di disinvoltura delle terminologie che sono l'anticamera poi della violenza che vediamo, perché quando io sento parlare di attentati per errori arbitrali, sento affermazioni da parte di dirigenti, e questo io metto la responsabilità di tutti, obiettivamente mi viene da pensare. Io credo che tutto il mondo del calcio abbia bisogno di darsi un po' una calmata, perché obiettivamente in questo modo non andiamo da nessuna parte. Ecco commissario, un'ultima domanda. Questa è la serata del dolore e delle prime reazioni del mondo del calcio e quindi lasciamo a questo dolore il primato, ovviamente, purtroppo. Si parlerà e si parla già però anche dei prossimi europei che l'Italia dovrebbe organizzare, ma che sarebbero a rischio. Ma certamente anche per fatti come quelli di questa sera. Assolutamente, quello che è avvenuto e che in questa settimana, quello che ahimè è avvenuto questa sera, certamente non aiuta. Certo rimbalzerà a livello internazionale, come però rimbalzeranno anche le decisioni che sapremo prendere nelle prossime ore insieme al governo italiano, per cui dobbiamo essere seri, dobbiamo dare la dimostrazione di essere capaci di affrontare questo stato di emergenza, ma da ultimo consentitemi di dire che francamente il mio pensiero non va agli europei del 2012. Se li perderemo per questi motivi, ebbene evidentemente sarà solo colpa nostra. Grazie per essere stato con noi. Grazie al commissario straordinario della Federcalcio Luca Pancalli. Tra poco sentiremo al telefono Renzo Ulivieri, che è il presidente dell'Associazione degli Allenatori Italiani. Ma prima vorrei chiedere una cosa a Massimo De Luca. Il commissario Pancalli ha parlato di toni troppo elevati, ha sentito parole che non gli sono piaciute. Ecco, questo discorso dei toni certe volte si esagera. È molti anni che si fa questo discorso dei toni e ha una sua parte di legittimità, per carità, però mi sembra che quando si vedono scene non solo come quelle di stasera, perché adesso poi purtroppo la tragedia enorme è la morte dell'ispettore di polizia a una settimana dalla morte di un dirigente. Lì perché non c'era forza dell'ordine
Qui la vittima è stata un agente, appunto, un ispettore di polizia. Quindi vedete come c'è tutta la casistica, no? Da un eccesso all'altro. Allora, i toni sono sicuramente un aspetto importante, un richiamo alla civiltà per tutti, dirigenti, giornalisti, giocatori, eccetera. Però, per tornare anche a quello che notava Riotta, credo sarebbe semplicistico e pericoloso e fuorviante ridurre tutto a un fatto del calcio, non per assolvere il calcio, ma perché è evidente, mi sembra, che sia un discorso molto più ampio e molto più difficile e molto più pericoloso, per cui sarà anche assai poco semplice nei prossimi giorni adottare qualche misura efficace in poche ore. Ma poi Massimo, tutti ci divertiamo a sentire anche le polemiche. Io onestamente non credo che una polemica o televisiva o di queste radio libere che ci sono o sui giornali o un articolo un po' sarcastico armi la mano di killer. Qui stiamo parlando in questi termini, quantomeno, non come si è visto stasera. Il dato da cui stiamo partendo questa sera con questa straordinaria di TV7 è che Filippo Raciti è andato a fare il suo mestiere di ufficiale di polizia scusate, e lascia adesso la moglie e i 2 figli per quella che doveva essere una partita di calcio in cui non c'è neanche nessuno spunto polemico, non ci sono retrocessioni o scandali o calciopoli. Per la prima volta 2 squadre siciliane si battono per un posto in Coppa dei Campioni. C'è un elemento di razionalità che questa sera dovremo cercare di individuare. Ecco, io hai volevo parlato... aggiungere, se posso... Sì, prego, direttore Cannavò. Io volevo aggiungere che la violenza si esprime in 1000 modi. Qui c'è il morto e per carità, questo padre di famiglia a me fa impazzire il pensiero che uno ci abbia rimesso la vita, un poveretto che magari guadagnerà 1.500 euro se li guadagna e non arriva alla fine del mese. Ma voglio dire, sono successe delle cose gravi che sono passate un po' lisce. Io non dimentico mai una delle cose più gravi del nostro calcio, un derby di Roma, dinanzi a uno stadio pieno, sospeso, perché la parola di 4 personaggi che non sono stati mai precisati nella loro identità è valsa più di quella del prefetto e del questore di Roma. Hanno diffuso una falsa notizia della morte di una bambina uccisa dalla polizia, falsa. È stata dichiarata falsa quella notizia, il derby non si è giocato. Questo è un atto di violenza che non ha il morto, per l'amor di Dio, ma è veramente una delle pagine più gravi che il nostro calcio abbia mai vissuto. Sono passate lisce, ma sì, è successo, poi l'altro, quindi una sottovalutazione c'è stata. Che poi gli incidenti di Catania vanno al di là. Io certo non posso immaginare che nella mia città ci sia qualcosa che possa distruggere, miri a distruggere una cosa bella, ma quello che è successo induce a pensarlo. Perché non si va in uno stadio con la bomba a carta, con le sbarre, con tutto quello che si è visto, a fare una guerriglia vera e propria contro la polizia. Accerchiando i mezzi della polizia. Accerchiando i mezzi della polizia. Grazie direttore. Adesso abbiamo al telefono, dicevo, Renzo Ulivieri. Prima però vorrei leggere, facendo riferimento a quello che diceva il direttore Riotta, cioè che Filippo Raciti era lì, era allo stadio Massimino di Catania per fare il suo mestiere, per fare il suo lavoro, e il sindacato unitario dei lavoratori di polizia dice: sono ore terribili per tutti noi lavoratori della polizia di Stato, si gioca adesso una partita difficile, bisogna dare giustizia alle vittime e fare pulizia di ogni torbido spazio di connivenza tra violenti, tifosi, teppisti e società sportive. Forse qui andiamo a toccare, Ulivieri, uno dei punti. Esiste questa connivenza fra queste varie parti, i tifosi, per quelli per bene, che sono viva Dio ancora la maggioranza, i teppisti, le società sportive? Da anni esiste, e la riprova è negli abbonamenti che vengono dati, questo rapporto continuo che c'è, questi ricatti continui che fanno, quando si è permesso di bloccare le stazioni, di bloccare i battelli. Si è permesso tutto perché sono stati adoperati. È chiaro che poi diventi prigioniero. È una connivenza accettata da tutti, poi dopo i risultati sono questi. Ecco, ma lei ha avuto mai un'impressione, una testimonianza diretta di questa connivenza? Ci può raccontare qualcosa? A me è capitato di
diverse volte. Le è capitato? Un paio d'anni fa. Ma gente, questi arrivano, mi sono arrivati di martedì, a me non mi volevano far fare l'allenamento, sono entrati dentro al campo, mentre io stavo facendo il mio lavoro e questi mi volevano impedire di fare allenamento, volevano parlamentare con me, volevano parlare con me. Io non ci ho parlato perché con loro non ci parlo. Che Però diritto hanno? Lei ha dimostrato di essere coraggioso, ha dimostrato di saperli affrontare, forse non tutti lo fanno. Non l'ho messi fuori da solo. Poi sono arrivati 2 carabinieri, hanno commesso reati, non è successo nulla. Però l'ho messi fuori da solo, se c'era da prendere si prendeva, però no, io certe cose non le permetto. Se si viene con l'educazione, con le parole, io parlo con tutti, credo di essere disponibile con tutti. Quando sono a lavorare no. Bisogna prendere le distanze da queste cose, è una cosa che è andata avanti per anni. Poi sentivo prima, dice sono pochi, no, sono tanti, non sono pochi, sono tanti e sono organizzati. E l'ideologia è quella di partire per andare a combattere contro altri o contro le forze di polizia. Se non si è capito questo vuol dire non rendersi conto di cose che sono alla luce del sole. Ecco, ma secondo lei, Olivieri, il mondo del calcio ha gli anticorpi, ha la possibilità di respingere? Finora sembrerebbe di no. E allora che cosa bisogna fare? Credo che debba intervenire lo Stato, a tutelare il cittadino, sa, perché il cittadino credo che abbia il diritto, il cittadino normale, di andare allo stadio, abbia diritto di vedere le partite, abbia diritto di vedere le partite dove i prezzi sono popolari, da andarci gli anziani e da andarci i bambini. Se mi viene tolto questo diritto è un reato. È da sempre che dico queste cose, quindi poi c'è un principio, noi abbiamo pensato e stiamo continuando a pensare che lo stadio è un territorio franco e non è un territorio dove non valgono le leggi dello Stato. È una cosa semplicissima, è un territorio è dello Stato dove valgono le leggi dello Stato. Allora, adesso abbiamo per TV7 una dichiarazione del Presidente del Consiglio Romano Prodi, è stata raccolta dalla collega Lisa Bellocchi. Sentiamo cosa ha detto Romano Prodi. Ma sono rimasto scioccato. Appena il ministro Melandri mi ha detto della notizia, ho detto bisogna reagire assolutamente, perché non è possibile che lo sport diventi lutto e delinquenza. E quindi ho approvato in pieno la decisione di sospendere il campionato per questo weekend e bisognerà anche molto riflettere su cosa fare, perché non è che si possa riempire gli stadi di polizia o di carabinieri. Qui veramente c'è bisogno di una educazione forte, di una disciplina su queste cose, perché 6 mesi fa abbiamo vinto lo scudetto, il campionato del mondo, era una gioia, no? E adesso questa tragedia è un segno bruttissimo. Un pensiero che va anche a questo padre di 2 figli. Ma è la cosa più grave, è il primo pensiero che va al morto. Io ho sperato fino a poco fa che ce la facesse. Proprio voglio dire alla famiglia che siamo vicini, perché è morto nel tentare di evitare le tragedie, è morto nel servizio, è morto veramente dando la vita per il suo lavoro e per la nostra sicurezza. Ma non può più andare avanti una situazione di questo genere, di rischiare la vita per un'interpretazione sbagliata dello sport. Ecco Presidente, lei come pensa che interpreteranno gli italiani? Che senso vorranno dare gli italiani a questo fine settimana senza calcio? Meditazione, insomma, ci penseranno su. Credo che bisogna farcene una ragione collettiva di questi problemi. Ripeto, non è possibile continuare in questo modo.